un regista, sono semplicemente atto alle cose del cinema, perché so fare un po' tutto. Tutto lì. E poi quando mi sono trasferito a Roma, avevo amici lì a Cinecittà, a capo ufficio stampa, per esempio, che mi indicava i giorni di inizio di lavorazione dei film e io frequentavo moltissimo i set, ho imparato a fare il cinema seguendo il lavoro degli altri registi, perché è il sistema migliore. Per me non sono esistite scuole di apprendimento, io ho seguito moltissimo il lavoro degli altri registi. Quindi ti è servito Germi e poi qualcun altro che hai seguito che ti è stato utile? Te l'ho detto, Antonioni. Antonioni? E poi un altro grande personaggio, Sì. tanti altri registi minori che non sono qui a fare il nome perché poi mi sfuggo. Un altro grande personaggio mi ha dato molte dritte, di come si dice, no? Ed era Piero Gherardi, che era uno scenografo costumista, famosissimo perché aveva preso l'Oscar per 8 e mezzo di Fellini. Aspetta. E con lui ho seguito la lavorazione di Proibito a Tempio, il film di Mario Monicelli, no? Con Mel Ferrer, Lea Massari, Amedeo Nazzari, eccetera. E lì c'era anche un altro grande direttore della fotografia che era Tonti, col quale avevo in un certo senso preso contatto e spesso mi dava delle indicazioni abbastanza interessanti riguardo alla fotografia.